Salve ragazzi e benvenuti all'interno del canale di Edward Van Helgen. Oggi andremo a giocare un'altra partita all'interno di BRC2 Championship. Praticamente controlleremo quindi le varie mappe disponibili e ne sceglieremo una e ovviamente al di sopra di una nuova macchina e ovviamente scegliendo un altro settore di auto, per esempio la SVRC. Per esempio possiamo andare a controllare la Fiat Abarth Grande Punto, che è davvero molto bella da vedere, ma ce ne sono tante altre, come potete vedere la Skoda, c'è anche la Ford, tante macchine, c'è davvero una vasta gamma di scelta. Comunque proviamo questa Fiat Abarth, che è davvero molto carina, con 275 cavalli, una coppia di 250 e 6500, pesa 1200 kg, vediamo la cilindrata 2000. Ok, questa volta però andremo all'interno di un altro paese, in Francia, quindi nel Rally de France. Praticamente è un rally lungo 6177 metri, con praticamente abbastanza checkpoint da completare un intero sprint. Allora, praticamente abbiamo in mano una nuova autovettura e praticamente abbiamo nuove caratteristiche dell'auto e ovviamente nuove caratteristiche del terreno. Potete vedere che ci sono nuove caratteristiche rispetto alla neve di Svezia: 44% asfalto bagnato, 42% asfalto asciutto, 7% terra bagnata e 7% selciato bagnato. Come potete vedere, la nostra impostazione auto dovrà essere ben diversa da quella che abbiamo effettuato in Svezia. Possiamo effettuare un assetto predefinito, per esempio un asfalto bagnato standard oppure estremo. Guardando le condizioni dell'asfalto, io direi di selezionare un asfalto bagnato standard, perché le condizioni non sono abbastanza elevate riguardante il bagnato, quindi selezioniamo un asfalto bagnato standard. Poi sempre a sua volta, se volete, potete considerare la configurazione manuale, però per adesso ci soffermiamo su questo. Ok, allora abbiamo impostato la nostra auto, perfetto, iniziamo la nostra prova. Eccoci qua, sul tracciato, pronti, partenza, via. Si può notare infatti l'asfalto bagnato, potete vedere che la macchina praticamente è soggetta alle sue deformazioni della strada, infatti a seconda della curva che andremo a prendere la macchina si comporterà in modo diverso, anche perché l'asfalto, quindi il terreno, implica molto il comportamento della vettura. Vediamo un po', guarda che bella questa curva, ops, siamo usciti fuori. Ok, primo checkpoint, siamo risultati primi, perfetto, con meno 4 secondi. Dobbiamo riuscire a continuare a mantenere questa performance. Andiamo, ops, la staccionata. Ok, sono riuscito a impostare la quantità dei danni da elevata, perché c'è il livello basso, normale ed elevato, per rendere il gioco ancora più realistico. Ops, è facile entrare in testa coda, bisogna effettuare testa coda perché l'asfalto praticamente non è in ottime condizioni. Inoltre possiamo anche usare il freno a mano per riuscire ad affrontare alcune curve che sono molto dure da affrontare, che viene attivato con la barra spaziatrice normalmente, ma ovviamente potete configurarlo a secondo delle vostre esigenze. Ok, siamo adesso entrati all'interno di questo asfalto sdrucciolevole, non c'è più il nostro asfalto bagnato, è una qualità di terreno molto diversa, che ha diversi effetti sulla nostra vettura. Questa volta ci siamo fatti male. Vediamo un po' che è successo, guardiamo un po' la nostra mappatura dell'auto. Ci siamo distrutti praticamente la sospensione sinistra, e praticamente il motore non è in ottime condizioni, nemmeno il radiatore, quindi dobbiamo darci una bella regolata. Comunque siamo riusciti a mantenere la prima posizione, speriamo che continui così. Anche la gomma sinistra non è messa tanto bene. Ops, guardate un po', c'è una bella curva, stavamo andando a sbattere a 120 km/h. Ok, c'è un ponte, giriamo a destra. Le curve si fanno sempre più difficili qua.
C'è, cosa dicevo? Segnale attraversamento cavalli. Quando ritroviamo un cavallo davanti agli occhi. Andiamo. Ecco di nuovo confermato la prima posizione. Per adesso lo sterzo è più che manovrabile, potete vedere nella schermata della mappatura dell'auto, è considerato in verde, quindi davvero bene, nonostante l'incidente che siamo andati a riscontrare. Guardate che bella curva che ho preso, una delle migliori. Ops, attenzione, no, alla fine, dai che ce la facciamo. Sì, perfetto, siamo riusciti ad arrivare in prima posizione. Intanto potete vedere che anche la nostra macchina dall'interno subisce qualche danno. Perfetto, possiamo procedere. Potete vedere che siamo arrivati primi, ovviamente. Potete vedere che la seconda parte del percorso quindi ha il 90% dell'asfalto bagnato e quindi è molto più impegnativo. Allora, a sua volta, ecco le nostre riparazioni. Abbiamo 60 secondi. Questa volta diamoci un po' sulle sospensioni, perché potete vedere che la molla danneggiata, le molle danneggiate non garantiscono un assetto ideale. Ok, completiamo anche da questo lato. Allora le gomme, ok, vediamo un po', l'elettronica, il raffreddamento, potete vedere che il radiatore ha una fuga di liquido, anche la ventola danneggiata e anche il radiatore inclinato, quindi è meglio ripararlo. Ok, perfetto, vediamo un po' le ruote. Hanno perso di convergenza entrambe, di più quella sinistra. Ok, e il nostro motore dobbiamo sistemarlo un po'. Ok, anzi no, ecco qua, ci mancano dei secondi. Allora, con 4 secondi, valvole danneggiate. Perfetto, il motore surriscaldato. Perfetto, miglioriamolo così, più di così non possiamo fare. Ok, andiamo a confermare le nostre riparazioni e andiamo a iniziare la nostra prova, sempre all'interno del nostro Tour de France. Ok, la nostra seconda parte. Abbiamo il 90% dell'asfalto bagnato. Vediamo un po'. Ok, meno male che abbiamo messo la prestazione dell'asfalto estrema, quindi siamo riusciti ad andare più che bene. Ho dato un po' il freno a mano come è utile in questi tornanti proprio a gomito. Ecco, una strettoia più avanti, un ponte. Ok, c'è qui asfalto sdrucciolevole, sì, che è una sorta di sterrato. Torniamo sempre sull'asfalto normale, ovviamente sempre bagnato. No, davvero è un gioco molto ben fatto anche per gli appassionati di rally. Praticamente le autovetture rispondono immediatamente ai vostri comandi. Ovviamente il terreno ha una caratteristica principale e anche fondamentale all'interno di questo gioco, che davvero influisce davvero molto sui vostri cambi direzionali. Sì, inoltre poi c'è, ops, guardate un po', ecco, ci siamo distrutti, va bene, tramite il nostro reset siamo riusciti a rientrare in partita. Comunque è anche molto bello da effettuare questo game singolo giocatore, specialmente nel campionato, perché praticamente tramite il nostro campionato a punti possiamo andare a scalare la classifica e vincere praticamente dei trofei con le nostre autovetture, sempre appartenenti a una tipologia diversa, perché ci sono, come avete potuto vedere, mi sembra 5 o 6 categorie di auto che si differiscono tra loro. C'è davvero una vasta gamma di auto che potete andare a scegliere. Tanto questo tracciato è anche molto più bello di quello di Svezia, perché la neve non solo mi sta un po' antipatica, vabbè, comunque meglio l'asfalto, anche se bagnato è sempre più piacevole della neve. Intanto, nonostante il nostro incidente mortale, siamo riusciti a guadagnare sempre, anzi a riconfermare la nostra prima posizione. Qua potete vedere ci sono curve abbastanza semplici, indicati con la freccina gialla, e adesso ecco qua una freccia rossa. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Andiamo, proviamo a rifare dall'interno.
Là ci sono anche le marce, potete vedere indicate dal numero 5. Andiamo là. Quanti sono? 170. Mannaggia, devo guardare il taglino. La macchina inizia a grattare, potete vedere le marce non entrano facilmente. Già c'è una sorta di cortocircuito perché il sistema non risponde più ai miei ordini. Si sentono infatti un po' di cicoli all'interno, infatti già il motore potete vedere che non è nelle sue condizioni migliori, ovviamente sempre dalla mappatura dell'auto. Ok, dai, l'ultimo sprint ce la possiamo fare, dai, con la nostra Fiat ce la fa, dai, la nostra grande punto. Dai, non entrano le marce. Ecco qua, potete vedere, ecco, segnale perso. Potete vedere, ci sta avvenendo un cortocircuito all'interno dell'auto, dai che ce la facciamo. Dai, mancano solo pochi metri all'arrivo. Ops, no, 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 no. Albero. Dai, dai. Dai che ce l'abbiamo fatta, che siamo arrivati, ecco qui. Avanti, ultimo finale e vai. Ecco qua, prima posizione, perfetto. E anche questo Tour de France possiamo dire che è stato completato, perché ovviamente siamo riusciti a completare 2 stage davvero fondamentali all'interno quindi di un unico sprint. Comunque anche questa parte di VRC 2 Championship è terminata, e ovviamente posterò ancora qualche altra pista con qualche altra nuova auto da mostrare, quindi le principali funzionalità del game, e quindi possiamo concludere questa parte. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando votate e commentate. Ciao a tutti.